Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Anteprima Sport. Noi abbiamo già un ospite in collegamento, ma intanto vi vado a presentare in questa nuova puntata gli ospiti che mi terranno compagnia oggi. Ve li vado a presentare, vediamo in ordine di come me li propone la regia. Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, buon pomeriggio Vittorio. Non ti sentiamo ma ripristiniamo subito, tranquillamente. Sì. Poi abbiamo Francesco La Luna di El Quotidiano del Sud. Buon pomeriggio Francesco e complimenti perché abbiamo saputo che hai passato questo esame come professionista. Auguri. Grazie per gli auguri e buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. E buon pomeriggio in collegamento con noi anche Attilio Malena. Attilio, come va? Tutto bene? Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Sì, ovviamente siamo in fase nuovamente di smart working, cerchiamo di tenere duro, speriamo di farcela e di uscire prestissimo da questo momento spiacevole per tutti. Vediamo se abbiamo ripristinato con Vittorio. Vittorio, tu ci senti? Vediamo se possiamo sentirti. Io vi sento bene, vi sento bene. Benissimo. Allora, noi abbiamo in collegamento telefonico proprio Gigi Simoni. Buon pomeriggio al calciatore, ex calciatore del Cosenza. Ci sente Simoni? Sì, buon pomeriggio a voi e grazie per avermi invitato. Abbiamo invitato anche perché in questa settimana proprio c'è stato l'anniversario, sono 31 anni dal giorno in cui è stato ucciso, come dice Donata Bergamini, proprio sul suo post su Facebook, mio fratello, 31 anni durante i quali non ho mai smesso di credere nella giustizia, queste le parole di Donata, inchieste sbagliate, processi farsa, archiviazioni scandalose. 3 anni fa il mio avvocato è riuscito a convincere la procura di Castrovillari a chiedere e ottenere la riapertura del caso. Abbiamo avuto finalmente una super perizia che ha dimostrato senza sorta di dubbi e incertezze che Denis è stato barbaramente ucciso. Oggi risulta pendente in indagini solo un surreale procedimento per favoreggiamento, per il resto nulla. L'incidente probatorio sembra essersi dissolto nella nebbia e c'è silenzio. Io chiedo al ministro Bonafede se tutto questo sia tollerabile per una cittadina che rivendica da sempre verità e giustizia per l'assassinio di suo fratello. Simoni, noi da sempre siamo stati vicini a Donata e insomma a tutti voi compagni di Denis proprio per chiedere verità e giustizia per questo calciatore. Sono 31 anni che si aspetta appunto questa verità che non arriva mai. No, la verità è già arrivata. Come hai detto tu, io mi permetto di darti il tu, mi permetto. È già arrivata perché nell'autopsia, nella superperizia, già è stato stabilito che non si è suicidato e che è stato ucciso. E perciò la verità è già arrivata. Adesso stiamo aspettando la giustizia. Eravamo lì, sembrava un passo, poi invece il cambio alla procura, hanno mandato via Facciola e non si sa chi ci sia, non si sa dove è finito il fascicolo, non si sa chi abbia in mano ora le carte, però noi siamo dietro Donata, la sosteniamo, la supportiamo in tutto e per tutto. Chissà quante volte ti hanno fatto questa domanda, Simoni. Qual è il ricordo che hai, l'ultimo ricordo insomma, che è ancora impresso nella memoria di Denis? L'ultimo ricordo è stata una telefonata, credo 10 giorni prima del fatto. Da lì a poco io dovevo venire col Pisa a giocare contro il Cosenza e lui e Michele mi telefonano quella sera promettendomi che mi avrebbero fatto un gol a testa. Io chiaramente risposi che non era impossibile, che non avrei mai permesso una roba del genere, e abbiamo riso e scherzato come fossimo stati sempre insieme e non ci fossimo stati distanziati dalle nostre squadre. Anche tu vuoi lanciare un appello proprio al ministro Bonafede per dare finalmente giustizia a Denis? Gli appelli li fa Donata, io sono un po' più battagliero, vorrei fare qualcos'altro ma non posso dirlo perché sennò passo dei guai, passo. Simoni, vediamo se qualcuno dei nostri ospiti vuole fare delle domande. Vittorio, per te, c'è Simoni, cosa volevi chiedere a lui? Sì. Intanto un abbraccio a distanza con Simoni che qui ha fatto la storia. L'abbraccio è cambiato. Ha fatto la storia e comunque il suo ha tracciato un profilo bellissimo poi di Bergamini, una persona abbastanza solare. Io per una questione anagrafica non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma chiunque ne parla bene, quindi evidentemente ha lasciato il segno. Mi aggrego assolutamente a quello che ha detto Gigi
Simoni, è arrivato il momento davvero di avere giustizia, perché questo è un caso che si sta trascinando per troppo tempo, nonostante le verità poi siano emerse. È davvero un peccato. Bergamini resta nel cuore, come è nel cuore anche Simoni della Piazza di Cosenza. Io, conoscendo il suo essere un tifoso rosso-blu, lo posso chiamare così a tutti gli effetti, so anche che lui soffre quando le cose non vanno bene. Diciamo che rispetto all'anno scorso il Cosenza ha un passo diverso, quantomeno come atteggiamento e come compattezza di gruppo. I risultati non arrivano. Se Simoni facesse in questo momento parte di questo gruppo, più preoccupato, più bramoso di raggiungere insomma i 3 punti, quale sarebbe lo stato d'animo di Gigi Simoni da giocatore del Cosenza? Il mio è sempre uno stato d'animo sereno, battagliero ma sereno. Io ho visto questi ragazzi a Ferrara contro la SPAL, li ho visti un altro paio di volte in televisione contro la Regina e contro il Brescia, e devo dire che è una squadra che mi piace. E mi entusiasma, nel senso come vivono le partite, come vivono lo spirito di gruppo. Occhiuzzi ha fatto un lavoro enorme, sta facendo un lavoro enorme. Io dico che bisogna dare tempo perché le cose non nascono così semplicemente. Ricordo sempre la nostra esperienza del primo anno di B, quando passarono 8-10 partite prima che noi partissimo, e prima abbiamo subito critiche, abbiamo subito, giustamente tra l'altro, perché non stavamo facendo quello che la tifoseria si aspettava. Però questi ragazzi mi piacciono molto, mi entusiasmano e hanno fatto rinascere in me l'amore che non è mai stato sopito, però si è ancora di più elevato per il Cosenza, per questi colori rosso-blu. Francesco, inizio da te, una domanda per Gigi Simoni. Innanzitutto un buon pomeriggio a Gigi Simoni. Grazie di cambio. Di conoscere un paio di anni fa. Buon pomeriggio Gigi. Senta, volevo chiederle, molto spesso a Cosenza si parla della mancanza di una figura che è quella del direttore generale. L'anno scorso c'era stato per un po' di tempo, questa figura, salvo poi scomparire nel nulla dopo un paio di mesi, mi sembra. E spesso si chiede che la figura del direttore generale, che dovrebbe fare un po' da collante fra la società e la tifoseria, sia un ex giocatore o comunque una persona affezionata a questi colori. Se chiamassero Gigi Simoni per ricoprire un ruolo in società, lei accetterebbe? Allora, io sarei lusingato, ma come ho detto 1000 volte, io sono un uomo da campo, non sono da scrivania, non è mia abitudine, non saprei come muovermi dietro una scrivania. In campo non avrei da temere niente da nessuno, ma dietro una scrivania, anche perché mi reputo incompetente in un ruolo manageriale, non l'ho mai fatto, non è nelle mie corde. Sarei lusingatissimo, ma dovrei essere altrettanto sincero e rifiutare perché non è il mio ruolo. Attilio, c'hai tu una domanda per Gigi Simoni? Sì, brevemente per Gigi, che abbiamo avuto modo molte volte di accoglierlo dalle colonne del calcio calabrese. Lui faceva riferimento allo spirito bramoso, allo spirito battagliero. Ecco Gigi, in un momento così complicato per tutto il calcio italiano, in un campionato così particolare, è lo spirito a dover fare la differenza più che l'individualità. Beh, sicuramente non si può fare altro in questo momento qua, anche perché in Serie B io non vedo dei grandi fuoriclasse che possono risolvere le partite da solo, e perciò bisogna giocare puntare più sulla coralità e sul gioco di squadra, l'insieme. Io, come vi ho detto, nelle 3-4 partite che ho visto il Cosenza quest'anno mi è piaciuto come hanno saputo soffrire nei momenti difficili, hanno saputo tenere botta quando la squadra avversaria prestava, e a Ferrara soprattutto, dove l'ho vista dal vivo bene, hanno per larghi tratti hanno anche dominato, e è vero, abbiamo pareggiato al 94esimo, però meritavamo di pareggiare anche prima e forse di portarla a casa l'intera posta.
Io ripeto, sono sulla strada giusta, lo spirito è buono, il manico della scopa è altrettanto buono, perciò io penso che la tifoseria deve fidarsi di Occhiuzzi, e poi magari se ci vuole qualche correttivo il presidente non si terrà indietro, secondo me, quando sarà il momento. Però in questo momento difficile, in un campionato anomalo, lo spirito da battaglia è la cosa che più si deve mantenere. Simone, ci sono 8 punti, quindi abbiamo aperto la discussione proprio sulla Serie B. Oggi capovolgiamo la scaletta proprio per il fatto che appunto si giocherà questa sera alle 21. Simone, secondo lei questa sfida appunto fra Frosinone e Cosenza, il Cosenza si trova con 5 punti in classifica, mentre il Frosinone si trova a 13 punti, e il Frosinone punta a risalire e quindi a tornare ben presto in Serie A, mentre il Cosenza punta ad una salvezza. Ci sarà Nonesta contro Roberto Chiuzzi. Il Frosinone è una delle papabili alla promozione diretta, ma in Serie B non è così semplice, non è così facile e non c'è niente di scontato. Perciò io dico che è una partita da prendere con le molle sia per il Frosinone che per il Cosenza. E poi secondo me il Cosenza venderà la pelle caramente a Frosinone, e se gioca con lo spirito che io ho visto a Reggio e a Ferrara, tutto è possibile, poi manca anche un po' di fortuna, perché a Colbrescia è vero abbiamo perso, ma abbiamo avuto più di un'occasione per poterla pareggiare, ma purtroppo non è venuto. Magari quello che non succede in un anno succede in un secondo, perciò io stasera spero che portino a casa un buon risultato. Io la ringrazio Simoni, grazie per essere stato nostro ospite e ci risentiremo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie a voi, ancora. è sempre un piacere poter partecipare alle vostre trasmissioni. Un Allora, abbraccio grande a tutta la città. Grazie. Andiamo a vedere adesso la classifica per quanto riguarda la Serie B, perché come abbiamo detto abbiamo capovolto un po' la scaletta. Iniziamo a vedere proprio la classifica della Serie B con in testa l'Empoli a 16 punti, subito dopo troviamo Salernitana e Chievo con 14 punti, a 13 invece c'è il Frosinone come abbiamo già detto in precedenza, Lecce e Spalla a 12 punti, Cittadella con 10 punti, il Monza a 9, Brescia e Pordenone ad 8, Reggiana e Reggina a 7, Vicenza a 6, Cosenza a 5, Ascoli, Pisa, Virtus Entella e Pescara con 4 punti, chiude la Cremonese con 3 punti. Andiamo a vedere anche il prossimo turno per quanto riguarda appunto la Serie B. Come ricordavamo c'è la partita in programma questa sera alle 21 fra Frosinone e Cosenza, l'anticipo dell'8ª giornata del campionato di Serie B, poi ci saranno Ascoli Virtus Entella, Brescia Venezia, Cittadella Empoli, Lecce e Reggiana, Pordenone Monza, Reggina Pisa, Salernitana Cremonese, Spal Pescara e Vicenza Chievo. Vittorio, stanno arrivando tantissime domande per quanto riguarda appunto la Serie B e quindi il Cosenza, una in particolare, ti mandano dei saluti e Forza Cosenza, sempre stasera complimenti per la trasmissione, quindi saluti da Pasquale Fusaro, che ricambiamo ovviamente i saluti. Volevo chiedere, siccome Petre non è informazione iniziale, secondo voi è l'ennesimo flop? Questa è una domanda che rivolgo a tutte e tre. Iniziamo da Vittorio. Allora, è presto per dare giudizi, ma è presto perché quest'anno davvero sarà un campionato particolare. Qualcuno lo dimentica, ma il calciomercato è terminato un mese e mezzo fa. Quindi generalmente dopo il calciomercato si danno quelle 5-6 partite cuscinetto, anche più. Il Cosenza ne ha giocate 7, qualcosa l'ha mostrato. Le lacune che parzialmente siamo viste lo scorso anno sembrano la maggior parte essere state superate. Come lo scorso anno però facciamo fatica a far gol. Ecco perché io tendo a non bocciare ancora Petre, perché è un giocatore che potrebbe servire. Cosa manca a Petre oltre al gol? Manca intanto il ritmo partita, perché ha giocato poco, ha giocato davvero poco Petre complessivamente, spezzoni di gara, e gli manca sicuramente il ritmo del calcio italiano. Lui viene da un calcio diverso, questo non ce lo possiamo dimenticare. Non giurerei sul fatto che stasera Petre non sia in campo dal primo minuto, anche se
il favorito è Balulì per una maglia da falso 9, diciamo così. Però sicuramente Petre deve scalare una montagna, in quanto davanti a lui ce ne sono parecchi al momento. Il Cosenza ha tantissimi attaccanti. Davanti a lui al momento c'è Iozzi, che chiaramente oggi non c'è, si sta pian piano riprendendo. C'è anche Borrelli, perché il mister lo ha fatto giocare, e c'è Balulì, come pare debba giocare stasera. Quindi sicuramente il primo obiettivo di Petre è fare qualcosa per ringraziarsi nuovamente Occhiuzzi, per entrare nelle grazie di Occhiuzzi, magari già stasera, perché uno spezzone dall'inizio che rincorso l'avrà. Fare qualcosa, perché il Cosenza alla voce gol fatti è messo malissimo, quindi di sicuro la scossa deve arrivare e lui fa parte di quel reparto che la scossa la può dare. C'è un'altra domanda. Allora, buon pomeriggio, vorrei porre una domanda. Guardando la classifica dietro al Cosenza ci stanno 5 formazioni, 4 di loro sono ad un punto dai rossoblù, mentre l'ultima, la Cremonese, chiude a 3 punti. Un'altra battuta d'arresto aprirebbe di certo una crisi. La società è pronta a dare nell'immediato una mano ad Occhiuzzi? Francesco La Luna. Ma non credo che si possa parlare di crisi. Cioè, se iniziamo a parlare di crisi adesso non ne usciamo veramente più. Rischiamo di ritrovarci in un turbinio di cattivi sentimenti, per usare una metafora a me non troppo gradita, che potrebbe poi portarci a una situazione molto simile a quella dello scorso campionato, e penso non sia auspicabile da nessuno. Credo più che altro che le partite affrontate fino a questo momento dal Cosenza siano state estremamente complesse. Sia per la forza degli avversari affrontati. Non dimentichiamo che questa è l'8ª giornata e su 8 giornate in 7 occasioni il Cosenza ha dovuto affrontare squadre costruite per la promozione. Questo è il Frosinone ed è la 7ª consecutiva, soltanto alla prima contro la Virtus Entella, una squadra non costruita appunto per centrare un obiettivo importante. Per me iniziare a parlare di crisi adesso è difficile. Quando ci saranno le partite un po' più semplici, poi forse si potrà dire qualcosa, ma per il momento credo che sia essenziale lasciar lavorare in piena serenità sia Occhiuzzi sia i ragazzi, che comunque hanno dimostrato di far bene. Non si passa, diceva Giorgio Roselli, sia tu Anna che Vittorio lo ricorderete sicuramente. Non includo Attilio semplicemente perché non era in quelle conferenze stampa, ma Roselli disse spesso una cosa: vinci una partita e sei il miglior allenatore del mondo, magari giocando anche molto male. Perdi una partita giocando benissimo e diventi il peggior allenatore dell'universo. Così non è, così non sarà neanche per Roberto Occhiuzzi, e bisogna per il momento aspettare un attimo che arrivino le partite un po' più semplici, senza escludere magari che già stasera contro il Frosinone il Cosenza possa far bene. Su Petre, vista la domanda, mi riallaccio un attimo, se mi permetti, Anna. Sì, vai. Grazie, sono completamente d'accordo con Vittorio, anche perché credo che Petre non abbia superato i 110 minuti complessivi in campo fra Coppa Italia e campionato, quindi un minutaggio davvero esiguo per poter dire questo giocatore è un flop. Rimane il fatto che ci sta che i tifosi non siano molto felici di quanto non fatto vedere finora da Petre, perché di fatto abbiamo visto poco, anzi nella partita contro il Monopoli si è espresso anche molto bene, ma anche qui tempo, calma. So che è novembre, quindi sembra strano dirlo, ma siamo ancora all'8ª giornata, cioè ci sono ancora 30 giornate davanti. È stranissima come previsione, ma ci vuole un attimino di calma e capire che è come se fossimo in realtà ad ottobre, come se, per fare un paragone, l'anno scorso la vittoria è arrivata proprio dopo la seconda pausa nazionale ad ottobre contro il Cittadella. Ecco, è quel momento lì e non si può parlare di crisi. Ad Attilio invece chiedo, con un Frosinone così rimaneggiato in difesa e passando alla difesa a 4, rinforzando appunto il centrocampo, si potrebbe pensare all'impresa questa sera? Io innanzitutto proseguo il coro all'unisono sia di Vittorio che di Francesco, giudicando impossibile poter considerare Petre come un fallimento. Il mercato è finito poco tempo fa, non ci vorrà nulla realmente per arrivare a gennaio, ma considerare Petre un fallimento già in questo momento è realmente molto complicato. Probabilmente Petre avrà questa stagione di apprendistato
anche perché lo diceva bene Francesco, viene da un calcio completamente diverso e giudicarlo in questo momento come un fallimento sarebbe ingeneroso verso un calciatore comunque di grande talento. Mi aspetto un Cosenza francamente all'assalto, è l'unico modo per poter impensierire dal mio punto di vista il Frosinone. È un avversario sulla carta, non devo dirlo certamente io, più attrezzato rispetto al Cosenza, ma con Balulì in posizione da falso 9 credo sia impossibile oggi non concedere una chance a Balulì per quello che ha mostrato, per i colpi che ha dimostrato e anche e soprattutto rispetto alla scorsa stagione per la consapevolezza che ha in più. Una chance da titolare, anche se in un ruolo propriamente non suo, potrebbe far sì che il Cosenza con il tridente leggero possa mettere in difficoltà, e ha tutte le carte in regola per farlo, la difesa rimaneggiata del Frosinone. Credo Roberto Chiuzzi stia lavorando su questo aspetto, sul proporre un Cosenza d'assalto, senza però non pensare a una fase difensiva dove necessariamente si dovranno concedere meno chance possibili e fare meno errori rispetto a quanto visto nelle prime partite di questa gara. Ricordiamo che c'è stata la pausa perché ha giocato appunto la nazionale, quindi il Frosinone, insomma, così come il Cosenza, però mi dicono che c'è la pubblicità, vi facciamo sentire fra un attimo Nesta e anche Roberto Chiuzzi. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco. Seconda parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati proprio sui titoli di coda con le interviste dei due tecnici. Stiamo parlando di Serie B, della sfida di stasera fra Frosinone e Cosenza. Intanto saluto Attilio Malena, che purtroppo ci ha dovuto lasciare perché non è rimasto con noi, ha avuto alcuni impegni lavorativi, quindi al suo posto facciamo una substitution, come si dice. Io do il benvenuto a Francesco Oliverio di Esperia TV. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio Anna, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, buon pomeriggio agli spettatori di PEN. Allora, intanto che ripristiniamo il tuo audio perché ti sentiamo a tratti, andiamo a sentire intanto le parole di Mister Nesta, perché appunto torniamo da 2 settimane di stop, più o meno 2 settimane di stop per la pausa della nazionale. Andiamo a sentire proprio Nesta come si è preparata a questa sfida con i Lupi. Ma i vantaggi, perché abbiamo riposato un po', qualche giocatore che è infortunato ha ripreso un po' meglio la condizione, questi sono. Allora, queste erano le parole di Nesta, vediamo se più avanti ve lo possiamo far sentire un po' meglio. Intanto sentiamo invece le parole di Occhiuzzi, perché stanno arrivando tantissime domande per quanto riguarda appunto il Cosenza, se no iniziamo proprio da queste, intanto che il nostro regista Enzo Leonetti ripristina. Vediamo subito, perché c'è una domanda che riguarda appunto i Lupi, ma perché a Cosenza si dà poca considerazione e si parla così poco di Iozzi? Secondo me il più affidabile di tutti gli attaccanti, sia in aria che fuori aria. Purtroppo gli arrivano pochissime palle giocate. Secondo me il vero problema del Cosenza sono la mancanza di rifornimenti e palle giocabili agli attaccanti. Grazie e comunque forza Lupi. Vittorio, iniziamo da te. È condivisibile questo messaggio, perché lo stesso Chiuzzi l'ha ribadito, la fase offensiva non consta solo di attaccanti, di seconde punte, di giocate negli ultimi 20 metri. La fase offensiva inizia da dietro, e se Iozzi o chi per lui non ha avuto palle giocabili, magari qualche piccola responsabilità c'era anche chi dovrebbe produrre queste occasioni. È una verità però parziale, perché il Cosenza comunque ha sempre creato tanto, è mancato spesso la stoccata vincente. Lo stesso Iozzi, se non vado errato, ricordo, ha avuto un'occasionissima, ad esempio a Verona, che poteva cambiare le sorti della partita. Ce ne sono state tantissime subito dopo il 2-1 con il Brescia, potevamo pareggiarle e poi chissà, perché il Cosenza stava spingendo, invece la squadra, le rondinelle erano un po' alle corde. Bisogna trovare, secondo me è una questione di fiducia anche. Gli attaccanti si nutrono di gol. Quando c'è un'astinenza prolungata poi diventa difficile. Iozzi è stato fermato, è stato indisponibile negli ultimi turni, e questo un po' probabilmente l'ha pagato e lo pagherà in quelli successivi. Oggi, ripeto, non è presente. Gli altri sono giovani o non conoscono il campionato, quindi tutti hanno bisogno di tempo, ma sì, Iozzi penso sia il giocatore al momento più affidabile in quel ruolo. Il Cosenza deve aspettarlo, ma soprattutto, ha detto bene il telespettatore, deve anche rifornirlo a dovere.
risposta specifica. Volevo chiedere a Anna, Vittorio perdonami, Scarpelli se stasera Occhiuzzi potrebbe schierare la difesa a 4. Anna, perdonami, so che magari non è il momento, ma volevo intanto fare gli auguri a Francesco Oliverio perché oggi è il suo compleanno. Questa è una carrambata, visto che è qui. Auguroni. Poi passiamo a una cosa un pochino più triste. Oggi, insomma, Sì. fai bene, Vittorio, a ricordarlo. Del Cosenza, Raffaele, che teneva tanto a questi, un giovane tifoso del Cosenza che non c'è più. Stringiamoci attorno alla famiglia perché è davvero una brutta perdita. Penso fosse doveroso da parte nostra farlo. Non è facile perché insomma chi lo conosceva sa quanta passione ci fosse nel suo amare il calcio a tutti i livelli. Venendo di nuovo al discorso cosentino, adesso non ricordo neanche la domanda, Anna, perché un po'... Sì, mi hanno chiesto proprio specificatamente a Vittorio Scarpelli la domanda, Occhiuzzi potrebbe schierare questa sera la difesa a 4? Io tendo ad escluderlo per quello che ha detto lui in conferenza stampa ieri, ma è l'unica cosa su cui possiamo basarci, non potendo vedere chiaramente gli allenamenti. Se però questa sera il Cosenza dovesse cambiare qualcosa, non mi meraviglierei per il semplice motivo che chi insomma ha avuto la possibilità di seguire gli allenamenti, insomma ciò che circola dagli spogliatoi del Marulla va nella direzione di una sorpresa, che sia tattica, che sia in campo. Potrebbe esserci una sorpresa. Io tenderei ad escludere la difesa a 4, però non mi meraviglierei, ecco, se Occhiuzzi dovesse passare a 4, perché la vedo difficile, perché il Frosinone gioca allo stesso modo del Cosenza, con un 3-5-2, lo ha detto anche ieri Occhiuzzi in conferenza, non so a sto punto per sviare o meno, ma presumo, ripeto, giocheremo con lo stesso modulo. E il Cosenza se la dovrà giocare sui duelli singoli, quando si affrontano due squadre a specchio. È chiaro che poi sono i duelli a fare la differenza, lo stesso allenatore lo ha ribadito. Quindi io dico di no, ma puntini sospensivi. Allora, Francesco Oliverio, intanto tanti auguri, mi ero dimenticata anch'io di questa bella ricorrenza, ti abbiamo levato gli affetti familiari proprio per qualche minuto per discutere insieme a noi di calcio e di Cosenza, di Serie A, di Serie C, insomma del calcio calabrese. Auguroni anche da parte nostra. Ovviamente siamo vicini alla famiglia di Raffaele Aiello, come già accennato prima da Vittorio, perché insomma l'avevamo lanciato anche un appello la settimana scorsa con mister Occhiuzzi. Purtroppo il nostro appello è caduto nel vuoto, quindi ci stringiamo con affetto intorno proprio alla famiglia di Raffaele Aiello. Purtroppo però insomma la trasmissione continua, Francesco, e quindi volevo porre a te alcune domande che ci arrivano dai nostri telespettatori. Una di queste è buonasera, ma non capite che appena arriva l'attaccante che finalizza il bel gioco risaliremo la china e voleremo in alto? Stanno saremo più positivi, dai sempre così. Ma guarda, io la penso come il telespettatore. Io sono convinto che il Cosenza stia producendo un volume di gioco che va soltanto poi finalizzato. Guardavo un po' poco fa le tabelle. Alla fine il Frosinone, che è molto più in alto di noi in classifica, ha realizzato solo 6 reti. Noi ne abbiamo realizzato 4. A parte anche loro hanno problemi di realizzazione, e di solito una squadra come il Frosinone, che non è paragonabile come rosa alla nostra, vuol dire che il problema del gol può averlo chiunque, anche la squadra costruita per vincerlo il campionato. Sono convinto, come dice il telespettatore, che il Cosenza appena sblocca questa difficoltà a finalizzare la grande mole di gioco. Ha fatto bene Vittorio, che ringrazio per gli auguri, e anche io mi stringo forte alla famiglia del tifoso del Cosenza che purtroppo è venuto a mancare. Ritornando al discorso di Vittorio, anche io sono convinto che le tante azioni di gioco fino a questo momento fatte vedere dal Cosenza sono 7 giornate che, fatta eccezione forse di una mezza gara, ad una gara, noi forse solo la gara del Chievo abbiamo sbagliato realmente per intero. Peraltro abbiamo visto delle belle prestazioni, purtroppo è mancato il gol, ma credo che arriverà appena questo gruppo di giovani attaccanti riuscirà a capire come è fatto il campionato di Serie B.
Francesco La Luna, per te chiedo, Schiavi che fine ha fatto? Chiedono i telespettatori. Lo vedrei bene con Idda in una difesa a 4 con Bittante e Legittimo esterni, mettendo Petrucci, Conè e Bruccini in mezzo al campo. Cosa ne pensi? Allora, innanzitutto è doveroso stringersi attorno alla famiglia di Raffaele. Penso che sia forse la prima cosa da dire. E anzi, mi scuso per non averlo detto prima, ha fatto benissimo Vittorio a ricordarlo. Quando si spezza una giovane vita è sempre brutto, è sempre qualcosa che colpisce. Detto questo, fatta questa doverosa premessa, tanti auguri a Francesco Oliverio. Peraltro Francesco ci manchi, torna allo stadio che le ultime 2 partite ci sei mancato. E tornando a discorsi tattici e tornando alla domanda del telespettatore, mi stupisce sempre, mi stupiscono sempre le tante cose proposte durante la vostra trasmissione. Ci facevo caso anche l'altra volta quando c'era Roberto Chiuzzi, perché sono cose alle quali magari noi pensiamo con superficialità, però potrebbero poi tornare utili. Su Schiavi, contro il Monopoli l'ho visto molto bene, forse anche Vittorio che c'era potrà darne conferma. Contro il Monopoli l'ho visto discretamente positivo in mezzo alla difesa. Forse la coppia con Idda non è il massimo per quando si troveranno attaccanti veloci a fronteggiare i due centrali, anche perché non sono propriamente due fulmini di guerra. È un giocatore come Legittimo messo terzo centrale, per come gioca il Cosenza, è la migliore delle idee. Per quanto riguarda la difesa, sul centrocampo, un centrocampo a tre non può non prescindere dalla presenza di Davide Petrucci, cioè Cone, Bruccini, Sciaudone, sono 3 mezzali, a meno che non si facciano i 3 incontristi alla Allegri del primo anno di Milan, ma sinceramente non mi sembra il caso di paragonare, con tutto il rispetto, i nostri 3 centrocampisti a chi all'epoca dominava la Serie A con Gattuso e Van Bommel fra gli altri. E quindi mi sembra un attimino forse un azzardo provare con un centrocampo del genere. Riguardo agli Ozzi invece dico che sì, di fatto è quello che abbiamo visto di più, ma non penso che sia il più forte, magari mi sbaglio io. Credo più che altro che sia quello più pronto ad un calcio del genere, perché Borrelli magari l'anno scorso ha fatto tante partite in Serie B, magari spezzoni di gara, ma è comunque un classe 2000 alla sua prima esperienza fattiva fra i grandi dopo i 6 mesi dello scorso anno in prima squadra col Pescara. Petre arriva da una realtà e da un calcio completamente diverso, come diceva giustamente Vittorio. Credo che comunque il più forte dei 3 sia Petre, poi potrei sbagliarmi tranquillamente, ma per me in questo momento quello che dà più sicurezza è Petre. L'unico dubbio, e giro la domanda anche agli altri 2 colleghi, è se le squadre hanno realmente, specialmente le squadre più forti, hanno realmente capito il gioco proposto da Occhiuzzi. Diventa un po' più difficile dare la giusta libertà ai giocatori chiave che sono Baez e Carretta, che vanno fra le linee. In questo caso stasera potrebbe essere anche Baluri, perché abbiamo notato che Chievo e Brescia, quando hanno affrontato il Cosenza, a differenza del Lecce e del Cittadella, che hanno proposto una notevole mole di gioco, consentendo così al Cosenza di fare altrettanto, sia il Brescia che il Chievo sono stati molto più sulle loro, e il Cosenza ha avuto, tralasciando secondo me l'eccezione è l'ultima mezz'ora di Brescia. Nei 180 complessivi l'eccezione è l'ultima mezz'ora di Brescia, nella quale hai creato tanto. Però secondo me, se hanno capito come gioca il Cosenza, qualche rischio c'è. Comunque sono sempre dell'idea che sia troppo presto per trarre delle conclusioni affrettate, quindi cado nell'errore collettivo. Spero che questa sera si potrà debuttare finalmente a Frosinone con la nuova maglia del Cosenza, sperando che ci porterà fortuna vincendo la partita. E poi ovviamente questa sera a Frosinone, se gli attaccanti saranno più incisivi sotto porta, il Cosenza potrà anche vincere la partita. Vittorio, a quanto ne so io, mi pare che stasera si giocherà proprio con la maglia nuova dei Lupi. Dovrebbe essere così, poi sai,
quando si parla di maglia da indossare negli ultimi anni ci sono state sempre delle situazioni particolari, si arriva sempre col fiato corto. Francamente io mi sarei aspettato, fuori da polemica questo, una semplice riflessione, che questa maglia presentata con largo anticipo fosse indossata già nella settimana della partita. Non è stato così, ne sono passate diverse dettagli. Chiaramente chi ci fa caso nota questa stortura, chiamiamola così, perché diamo tutte le attenuanti del caso alla luce di come sia andata avanti. Il Cosenza è l'ultima squadra, una delle ultime squadre ad aver concluso il campionato dello scorso anno, con tutto il carico di situazioni emotive particolari dettate dal momento che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi alla fine sicuramente ci sono stati dei ritardi giustificabili, però siccome non è la prima volta, evidentemente questa è una brutta abitudine, chiamiamola così, che bisogna superare, chiaramente. Siamo in grado adesso, Vittorio, di far sentire... Speriamo soprattutto... Sì, siamo in grado di far sentire sia l'intervista di mister Nesta, subito dopo sentiremo anche quella di Occhiuzzi. Ma i vantaggi, perché abbiamo riposato un po', qualche giocatore che è infortunato ha ripreso un po' meglio la condizione, questi sono i vantaggi. L'incognita è che dopo tanto tempo fermi la squadra deve riprendere il ritmo, però ci siamo. Ma le caratteristiche del Cosenza sono grande ripartenza, giocatori di ripartenza con grande gamba, perciò una squadra pericolosa. E, detto, ripeto sempre, la B è difficile, è livellata, perciò non ci sono partite facili, sono tutte partite tirate con insidie importanti. Adesso sentiamo invece le parole di mister Occhiuzzi. La sosta ne approfitti per lavorare sempre di più le cose che non vanno, insomma. Le cose da perfezionare, da far sì che ti aiutano a raggiungere questa prima vittoria. Quindi si è lavorato molto su questo. Dal punto di vista tattico noi comunque la squadra lavora sempre su dei concetti che a prescindere dal modulo i ragazzi devono mettere in campo. Poi in base il modulo poi lo prepari in base anche alla squadra che devi affrontare, insomma. Adesso viene anche un po' difficile perché non abbiamo gente a vedere gli allenamenti. Io poi non avendo nemmeno i social non riesco, non leggo molte cose, però immagino, conosco molto bene la piazza, che aspettano la prima vittoria giustamente, e quindi Cosenza è una piazza molto esigente. E questo a noi fa solo che bene, perché ed è giusto che il tifoso pretende qualcosa in più, perché poi è la squadra del cuore, è la squadra che ti fa gioire, ti fa soffrire nei momenti no, quindi c'è sempre l'ansia del risultato, e quindi immagino, mi metto nei loro panni, essendo anche io un tifoso, come insomma in questo momento può stare. Però da parte nostra, proprio per questo, io una delle prime cose che voglio assolutamente è dare il 100% sempre, sia durante la settimana e soprattutto la domenica, insomma. Sì, quando si trovano due moduli, insomma, che si trovano a specchio, hai spesso dei duelli, hai tanti duelli, giochi molto sulle posizioni, sui duelli. È normale che spesso si dice che il reparto avanzato in ogni squadra è quello che poi è l'ago della bilancia, ma per me è l'equilibrio innanzitutto di una squadra. La squadra deve essere equilibrata, e si deve lavorare ogni step della gara con equilibrio. Gli attaccanti devono saper difendere, dare una mano a difendere, indirizzare le nostre pressioni, i difensori devono dare una mano nella costruzione per accompagnare insomma, insieme ai centrocampisti i nostri attaccanti, insomma, poi a concludere e a rifinire le azioni. La classifica si guarda, è normale il gruppo, noi lavoriamo per le nostre certezze. Il gruppo ha certezze, crede in questo progetto tattico, lo si vede la domenica. È normale che abbiamo rabbia perché vogliamo vincere, soprattutto le ultime due partite abbiamo fatto una mole di gioco importante, forse a Verona a tratti, in casa col Brescia importante, e la rabbia è quella magari di non portare a casa la vittoria. Quindi si sta lavorando su quest'ultimo step, però lo stiamo facendo con
con serenità. Sì, ma noi, ripeto, in queste prime 10 gare prime 8 gare abbiamo trovato squadre insomma tutte costruite per il vertice, però per noi ogni gara è difficile. Lo ripeto sempre, ogni gara in questo campionato devi andare a 1000, devi dare il massimo perché devi cercare sempre di vincere ogni momento della gara per poter portare a casa il risultato. Quindi è quel fattore che credo che in questo momento, una volta acquisiti tutti i dettami tecnici e tattici, è quel fattore che farà la differenza, andare oltre quel qualcosa, insomma. Francesco La Luna, mister, quante percentuali ci sono per Ba di partire dall'inizio o di subentrare? Ba ha fatto una settimana con la squadra, però sta bene il ragazzo. Io comunque è normale, lui non ha i 90 minuti, però il ragazzo sta bene, sta benissimo, si è allenato bene con il riabilitatore Lucchetta, quindi sono contento per come sta e di riaverlo in gruppo. Poi decideremo domani, insomma, la formazione da fare. Fin qui abbiamo sentito il mister Rocchiuzzi, ricordiamo che il giocatore positivo del Cosenza si è negativizzato. Io volevo lasciare questa parentesi del Cosenza e parlare di Reggina perché insomma dobbiamo anche parlare delle altre squadre calabresi, anche degli altri campionati. A proposito della Reggina, qualche giorno fa insomma è emersa proprio questa notizia che 2 componenti dello staff anche qui sono risultati positivi e quindi sono stati adesso iniziate i vari screening proprio sulla squadra e su tutto lo staff tecnico e medico per controllare ovviamente quello che accadrà. Iniziamo da Francesco Oliverio perché poi dobbiamo andare in pubblicità e quindi parleremo anche di questo subito dopo la pubblicità. Francesco, anche la Reggina si prepara a questa partita importante di domenica con il Pisa, è una Reggina che piano piano vuole risalire la china. E in questo caso c'è bisogno di un risultato subito, immediato, perché qualcuno racconta tra i nostri colleghi di ritrovarsi un toscano sulla graticola. La Reggina è stata costruita per un campionato di vertice, almeno nelle posizioni utili per i playoff, quindi è importantissimo dopo i passi falsi delle ultime giornate ritrovare la vittoria in casa al Granillo, sperando per i colori amaranto che Menez inizi a fare quello per il quale è stato acquistato. Sorta di polemica in settimana proprio del presidente del Pisa. Io ti leggo il passaggio che è uscito proprio sull'agenzia di stampa nazionale. Si è lamentato perché le società avevano chiesto per le trasferte disagevoli che non fossero previsti i posticipi e quindi insomma si è lamentato anche per questa trasferta a Reggio Calabria. In effetti da Pisa è un po' lontanuccio, però queste sono le squadre che sono in campo e quindi insomma si sapeva. Magari evitare il posticipo, come diceva il Presidente, si poteva fare benissimo in fase di calendario. Sul posticipo delle 21, Anna, noi discutiamo da anni ormai. Basti pensare che giocare al San Vito Marulla una sfida alle 21 nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio mette seriamente a repentaglio i calciatori da eventuali problemi fisici. Perché fa freddo, perché le temperature scendono. E aggiungo non solo i calciatori, anche i giornalisti a questo punto. Ma guarda, noi giornalisti siamo abituati, di solito ci portiamo un plate e andiamo avanti. Sicuramente soffriamo meno noi che siamo in tribuna stampa che i calciatori che sono in campo. Vittorio, cosa ne pensi tu invece della situazione della Reggina? Vediamo, abbiamo un altro po' di tempo prima della pubblicità. Sì, no, pensavo che se soffrisse Francesco che viene dall'altro piano Silano sarebbe dura. È vero, è verissimo. Sante parole. Un po' meno avverso di un lupo vero come lui. La situazione della Reggina, io mi soffermo sul discorso campo più che altro. Di sicuro, a mio giudizio, la Reggina sta un po' deludendo. E se io conosco, come conosco Mimmo Toscano, freme tantissimo, perché lui la vittoria è una missione per lui, quindi questo avvio ostentato sono sicuro che lo stia infastidendo parecchio.
Francesco, invece dimmi la tua sulla la regina che appunto, come ribadiamo, ospiterà domenica il Pisa, una regina che piano piano deve ritrovare la quadratura del cerchio, visto che tanti soldi sono stati spesi a Reggio Calabria. Per gli investimenti fatti la regina deve centrare i playoff, ha un obbligo. Toscano sta lavorando sicuramente con una certa pressione sul collo, visto che gli hanno affidato una squadra con determinati elementi, cosa che a lui è capitata già a Cosenza, però a Cosenza erano campionati diversi, erano campionati in cui la promozione andava dalla D alla C2 nel primo caso e dalla C2 alla C1 nel secondo. In questa situazione dovrà essere lui capace di tenere testa alla pressione. Penso che sia nelle sue corde fare una cosa del genere. Certo è che in questo momento a Reggio Calabria ci sarà sicuramente del malcontento. Per quanto riguarda invece il fattore posticipo del lunedì alle 21, do pienamente ragione sia a Francesco Oliverio che a te, cioè il freddo che abbiamo patito nei posticipi delle 21 a San Vito Marulla, stante anche la presenza del torrente Campagnano di fianco, lo sogno la notte nei peggiori incubi e gradirei evitarlo da qui fino ai prossimi 20 anni, ma sappiamo che purtroppo non sarà possibile. E già infatti domenica prossima si giocherà in posticipo proprio Cosenza Salernitana, infatti. Io non so se siamo già pronti per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo con la terza parte. Ben ritrovati con Anteprima Sport. Prima di parlare ovviamente di Serie A volevo iniziare proprio da Francesco Oliverio, perché poi lo saluteremo visto che oggi è anche il suo compleanno e quindi insomma faremo festeggiare questo giorno. Allora Francesco, iniziamo con vedere la classifica della Serie A, perché abbiamo parlato abbastanza di Serie B oggi. Iniziamo proprio con la classifica, con il Milan che è in testa a 17 punti, subito dopo seguito dal Sassuolo a 15, ci sono Napoli e Roma a 14 punti, subito dopo troviamo Juventus e Atalanta a 13 punti, a 12 Hellas Verona e Inter, a 11 la Lazio, a 10 Sampdoria e Cagliari, ad 8 Fiorentina e Spezia, 6 Bologna, Parma e Benevento, Torino, Genova a 5 punti, Udinese a 4, chiude il Crotone con 2 punti. Prossimo turno per quanto riguarda la Serie A, la partita che ci interessa più da vicino è quella tra Crotone e Lazio, poi c'è Fiorentina Benevento, Hellas Verona Sassuolo, Inter Torino, Juventus Cagliari, Napoli Milan, Roma Parma, Sampdoria Bologna, Spezia Atalanta e Udinese Genoa. Crotone che si trova a soli 2 punti, Francesco, e che quindi insomma anche se contro la Lazio sarà un pochino difficile strappar via 3 punti. Sicuramente è una sfida difficile, meno difficile di come poteva essere scelta per quello che era all'inizio del campionato, perché quando si parlava di inizio campionato si è visto il calendario del Crotone per arrivare queste grandi squadre, tra le quali la Lazio. Uno poteva pensare alla grande squadra, che grande squadra resta, ma che arriverà a Crotone segnata dal Covid, il Covid che sta dilagando in Serie A e non solo in Serie A, che guarda in casa laziale ai problemi di immobile, che al momento ancora non è stato del tutto liberato da questo Covid, e la stessa cosa arriva per quanto riguarda Milinkovic-Savic. Affrontare la Lazio senza alcuni calciatori è totalmente differente. Sicuramente è una sfida complicata per il Crotone, ma il Crotone deve iniziare a vincere. La classifica la vede ultima, fanalino di coda, ma è necessario che si inizi a macinare punti anche con le grandi. Ricordiamo che con la Lazio, dal punto di vista della cabala, ha portato sempre bene agli squali rossoblù. Il primo anno riuscirono a conquistare la salvezza proprio grazie a una vittoria con la Lazio. Nel secondo anno arrivò un pareggio che servì a poco per quanto riguarda la salvezza, ma che dal punto di vista del risultato fu molto importante, che riguarda, alla fine è sempre un pareggio contro una grande, una delle 7 sorelle, le famose 7 sorelle di qualche anno fa, che adesso sembrerebbero non ci siano più, ma è comunque una squadra da quartieri alti.
Grazie Francesco, grazie davvero per essere stato con noi questo pomeriggio e auguri di nuovo da parte nostra. Grazie a tutti voi, buon lavoro e saluto i miei compagni di viaggio. Speriamo di rivederci presto al San Vito Marulla e che possa fare meno freddo nelle altre giornate. Grazie a Francesco Oliverio di Esperia TV. Intanto Vittorio, ricomincio da te proprio parlando di Serie A e del Crotone, un Crotone che deve tornare a vincere e soprattutto, insomma, anche se questa sfida con la Lazio non è fra le più agevoli, ecco. Sì, tutto vero quello che diceva Francesco, Immobile però ci sarà, ad esempio, è vero che non è la miglior Lazio, probabilmente vale anche il contrario, cioè è vero che il Crotone, per quanto il calendario potesse essere difficile, non pensava di dover arrivare a un appuntamento così importante, così in basso, avendo strappato un punticino solo alla Juve, cioè per dire, il paradosso è proprio questo. Non alla miglior Juve magari degli ultimi anni, ma comunque sicuramente il Crotone ha perso in altre gare i punti che avrebbe dovuto fare finora. Chiaramente non si può parlare di ultima spiaggia, vale un po' come il discorso di Cosenza e Reggina, che magari non stanno andando benissimo, il Crotone sta andando molto peggio da un punto di vista soprattutto di classifica, però è chiaro che ogni partita che passa diventa importante per capire se questa squadra è viva, se può avere una reazione. La Lazio, nonostante le defezioni, resta un test severo, però se c'è un momento in cui realmente il Crotone può strappare punti alla Lazio è questo, dove in quanto Immobile torna dopo un balletto che psicologicamente e fisicamente usurante, quello sul tampone sì, tampone no, positivo sì, positivo no. Mancherà probabilmente Milinkovic-Savic, Luis Alberto ha utilizzato in maniera avventata i social rischiando multe, sanzioni, fuori rosa, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente non è la miglior Lazio da un punto di vista, non è la miglior Lazio vista negli ultimi anni, però il Crotone in questo momento è abbastanza fragile. Speriamo che possa trovare questo anelito proprio contro una grande squadra come quella biancoceleste. E poi te lo aspettavi il Milan in testa alla classifica proprio adesso, come insomma stiamo vedendo, 17 punti. C'erano tante squadre che erano date insomma per favorite, sì, ma sì, forse il Milan un po' meno delle altre, ecco. Sinceramente no, però dopo il derby sì, dopo aver visto il Milan nel derby mi è sembrata una squadra sulla falsariga dello scorso anno, perché dopo il lockdown il Milan è una squadra che ha fatto benissimo, grazie anche al carisma di Ibrahimovic, che non è solo gol, giocate di qualità e uscite pubbliche da leader. Ibrahimovic è un giocatore determinante anche per il timore che incuta agli avversari. Non mi meraviglierei che questa cavalcata del Milan proseguisse molto a lungo. Ecco, se davvero Juve, Inter, Napoli, le altre squadre, la Lazio stessa volessero riprendere la marcia, dovranno farlo in fretta, perché questo Milan non ha intenzione di fermarsi. Milan che non ha intenzione di fermarsi, Francesco, la pensi pure tu così? Oppure vedi magari che alla lunga possa un pochino rallentare, ecco? Ma non saprei. Credo che il Milan abbia degli ottimi effettivi, ma lo vedo ancora inferiore a formazioni come ad esempio il Napoli. Per me il Napoli lì davanti rischia di essere davvero sorpresa molto più del Milan. Fatto sta che Vittorio ha ragione su tutta la linea, cioè Ibrahimovic è uno che a 40 anni ancora ti dimostra di poter fare bene, ma non è neanche una questione di calcio italiano. Secondo me questo qui farebbe bene ovunque, farebbe bene in Premier, farebbe bene in Spagna, è un leader sotto tutti i punti di vista ed è oggettivamente quello che sta trascinando la squadra. Per quanto riguarda il Crotone, io prima guardavo la classifica, la rileggevo per la prima volta dopo tanto tempo. Vedevo che il Genoa, se non sbaglio, ha 5 punti, 3 dei quali fatti contro il Crotone, cioè il Crotone se dovesse perdere contro la Lazio, cosa molto probabile visto che è Immobile contro il Fantacalcio, non avrebbe nulla da recriminarsi. Ci sta una sconfitta contro una squadra che l'anno scorso è arrivata prima del lockdown, combatteva per lo scudetto. Non ci sta però perdere 4-1 col Genoa, non ci stanno tante altre sconfitte, non ci stanno dei momenti morti in campo non mi ricordo, ma credo che fosse ospite proprio da te prima di
della partita fra Crotone e Juventus. Non ci sta, e lo dissi già all'epoca, non ci sta a difendere a centrocampo, poi prendere 4 gol e lamentarsi perché si è stati sfortunati. Oggettivamente il problema del Crotone non sarà perdere contro la Lazio eventualmente, sarà stato aver perso punti contro dirette concorrenti per la salvezza. Vorrei dedicare questi ultimi minuti finali alla Serie C perché insomma ci sono state tanti recuperi in questo turno, in questi turni infrasettimanali. Andiamo a vedere intanto la classifica per quanto riguarda la Serie C, perché non riusciamo mai a parlare di questa categoria perché insomma ci manteniamo parecchi, arrivano di domande sulla Serie A e sulla Serie B e quindi ovviamente in base agli ospiti noi non riusciamo a dare spazio anche alla Serie C. Iniziamo con la classifica. Dicevamo Ternana a 27 punti, Teramo a 23 punti, c'è il Bari a 20, Turris 16, Avellino 15 insieme al Catanzaro, Juve Stabia a 14, c'è la Vibonese con 12 punti, il Catania ovviamente, il Palermo a 11, Foggia e Paganese a 10, Monopoli, Francavilla e Potenza a 9, Bisceglie e Viterbese a 7, Casertana a 6, chiude la Cavese con 5 punti. Vediamo quali saranno le partite per quanto riguarda la 12ª giornata. Casertana Bari, Catania Turris, Catanzaro Cavese, Foggia Francavilla, Juve Stabia Viterbese, Monopoli Vibonese, Paganese Bisceglie, Potenza Avellino e Ternana Teramo. Io vi voglio far vedere, se il nostro regista Enzo Leonetti ce lo mostra, c'è un episodio per quanto riguarda la partita fra Catania e Vibonese, andiamolo a vedere insieme, insomma, perché è un episodio abbastanza curioso che si è verificato in questo recupero della penultima giornata. Appunto, andiamolo a visionare insieme perché si vede proprio un calciatore, insomma, che si trova vicino alla panchina e c'è il mister del Catania che allontana. Un episodio abbastanza curioso che insomma sta spopolando sul web. Vittorio, la Vibonese che torna in campo dopo tantissime defezioni per quanto riguarda anche il Covid, e poi c'è il Catanzaro che è riuscito a risalire la china e a uscire da questo tunnel di risultati negativi. In breve vorrei un commento da parte tua sia sull'una che sull'altra squadra e poi passiamo anche a Francesco prima di chiudere. Allora, parto dal Catanzaro, che è la squadra insomma, che si sta riscattando nelle ultime giornate, sta pian piano risalendo la china in un campionato che è fortemente condizionato comunque dalle partite giocate. La Vibonese ad esempio ne ha fatte meno di altre squadre. La Vibonese appunto si è resa protagonista suo malgrado di un episodio che io giudico davvero riprovevole, perché quando sbaglia un giocatore noi siamo lì a fare i processi, forse anche delle volte in maniera avventata. Quando sbaglia un allenatore che dovrebbe avere una lucidità diversa, un'esperienza diversa, ma sbaglia in questo modo, fa male per il calcio. Non sono esagerato, penso, a dire certe cose, perché sin da quando i bambini approcciano a questo sport, vengono quasi gettati in campo con tutta una serie di regole da rispettare. E vedere queste scene fa male perché realmente questo poi non è calcio, è portare il dilettantismo puro, ma nemmeno, perché ci sono molte squadre tra i dilettanti che meriterebbero i professionisti in quanto a comportamento, e portare, ecco, la scorrettezza, mi duole dirlo, in campo, e questo è un episodio davvero riprovevole. Non è così che si vincono le partite, non sono con i mezzucci che si centrano gli obiettivi, quindi non è con i mezzucci che si centrano gli obiettivi, quindi sicuramente cartellino rosso, viola, nero se possibile, perché insomma è stato un gesto davvero brutto da vedere. Per quanto riguarda invece il Catanzaro, che comunque si sta rimettendo in carreggiata dopo gli ultimi deludenti risultati? Sì, ripeto, il Catanzaro comunque si sta rimettendo in carreggiata, sfruttando anche questo campionato un pochino atipico, perché non ci sono regole in questo campionato. Anche squadre che sembrano in difficoltà in realtà poi si va a vedere, ripeto, la Vibonese hanno giocato meno partite di altri e potrebbero essere molto più avanti in classifica. È difficile giocare in un girone dove c'è una squadra che sta mostrando una grandissima leadership, che è la Ternana, e dove è presente un'altra squadra altrettanto forte, a mio giudizio, come il Bari, che alla lunga potrebbe tornare in corsa. Certo, questo scoraggia quelle squadre che
ogni anno vorrebbero tentare questo salto di categoria e poi non ci riescono. È davvero scoraggiante trovare sempre, l'anno scorso era la Regina, quest'anno c'è la Ternana con il Bari in seconda fila. Non è facile, però intanto il Cosenza insegna che trovarsi avanti in classifica, quindi aggrapparsi al treno dei playoff, può essere un buon viatico per sognare dell'altro, quindi nessuna squadra in questo momento deve spegnere le proprie velleità. Francesco, tu cosa ne pensi sia della Vibonese che del Catanzaro? Siamo proprio in chiusura, quindi dammi tu il tuo parere su entrambe. A Flash il Catanzaro si sta riprendendo, dicevo ottimamente Vittorio, anche se ho visto un po' di Ternana Bari domenica, e devo dire che la Ternana fa uno sport diverso, almeno per il momento. E non è facile, con il Cosenza ci siamo passati negli anni della Serie C, ogni anno c'era una formazione nettamente più forte delle altre, mi vengono in mente così Salernitana, Benevento, Foggia e Lecce, le 4 squadre più forti che abbia visto giocare al Marulla in quegli anni lì. Detto di questo, sull'episodio di Vibonese Catania sono completamente d'accordo di Catania Vibonese, chiedo scusa, sono completamente d'accordo con Vittorio, cioè un episodio, io quell'allenatore lo radierei dal calcio, perché posso dirlo anche a titolo personale, ma immagino a titolo di molte persone, mi sono stufato di dover dare conto a queste battute anche becere sull'ignoranza, ma questo è un gran... No, questo è un comportamento scorretto, questo è un comportamento da cartellino nero, come per citare la Formula 1, da bandiera nera, da squalifica. Questo è un allenatore che non dovrebbe mai più mettere piedi in un campo da calcio, perché non è una goliardata. Sono campionati nei quali le persone investono, anche a livello economico. Mi viene in mente il patron Caffo, che è investito molto nella Vibonese. Che senso ha fare una cosa del genere e poi guadagnare magari anche le prime pagine dei giornali facendola passare per una goliardata? Non è una goliardata, è un comportamento scorretto, assolutamente sconveniente a un campionato che può essere molto emozionante, quale quello della Serie C, quindi proprio il portarlo avanti come un eroe, come una persona che merita le prime pagine, per me è completamente inutile, anzi controproducente. Io spero che, non so, adesso non ho seguito il giudice sportivo della Serie C, ma mea culpa, sono rientrato recentemente da Roma, come hai detto tu giustamente all'inizio. Spero che sia stato squalificato almeno fino alla metà del campionato, perché realmente sono cose che non fanno bene. Il calcio è uno sport nobile, poi non ci lamentiamo se diciamo sempre, se le persone che seguono altri sport ci vengono a dire ma siete uno sport di antisportivi, non c'è fair play. Se l'immagine che diamo è questa, raramente posso poi provare a dare torto, e mi piacerebbe, a quelle persone che mi dicono determinate cose. Dovrebbe essere il professionismo a regnare, vero Francesco? Sì. Ma non è neanche questione di professionismo, come diceva Vittorio, nelle categorie dilettantistiche io non ho mai visto un episodio del genere, per anni ho seguito promozione, eccellenza, non si vedono queste cose qui, non ha senso, non ha minimamente senso. Stiamo parlando del Catania e di Catania, una piazza grandissima che ha vissuto la Serie A per tanti anni. Se dobbiamo ricorrere davvero a questo è spregevole, è spregevole. Siamo arrivati alla chiusura della puntata di oggi. Io ringrazio per essere rimasti con noi per tutta la puntata anche Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Grazie Vittorio, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. E grazie a voi. Grazie a Francesco La Luna del Quotidiano di Sud, grazie Francesco e di nuovo augurissimi. Io finisco qui e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie ad Enzo Leonetti in regia.